Salutiamo ancora chi ci segue da casa attraverso Vizi TV. Mi auguro che lo spettacolo sia di vostro gradimento. Andiamo a Villa Urbana, capitale, città del pane, ma città che dal 2006, quindi esattamente da 19 anni, riesce a raccontare la sua storia culturale e folclorica da un'altra associazione culturale, da un gruppo folk che è fortemente legato a questa comunità, però riesce anche a trainare all'interno del paese stesso tante anime della nostra isola, legate ai suoni identitari, legati ai canti, legati agli abiti. Tantissime sono le manifestazioni che l'associazione culturale organizza a Villa Urbana e riesce anche ad essere un anello di congiunzione con il passato, perché è riuscita anche a creare nuova generazione, quindi nuova linfa per i balli, per gli abiti e per i suoni identitari. Quindi sono naturalmente ben felici di essere ospiti qua a Viti, in questo ameno santuario di Sumiracolo, delle leve del 95, dell'85 e dell'80, e noi accogliamo quindi con il nostro caloroso applauso il gruppo folco Biddo Grana di Villa Urbana. La fisarmonica, che insieme alle launeddas è uno strumento basilare, primario per l'accompagnamento dei balli di quell'area del Campidano di Oristano, e se lo sono portati da Bonarcado, un grande maestro della fisarmonica, ed è anche uno di quei pochi suonatori che sono rimasti in vita nelle piazze, cioè nell'accompagnamento del ballo da piazza, Gianni Ore. I balli del gruppo folk Biddo Brana sono due, Arroiu e il secondo Biddo Branesu. Un attimino, cambiamo qualche cavetto. Una bella serata, come ricordavamo anche all'inizio, quella organizzata dalle tre leve deputate a questa festa in onore della Madonna su Miracolo, fonte di richiamo di centinaia e centinaia di pellegrini che arrivano da ogni parte della nostra isola per un ex voto, festanti anche attraverso la gioiosità di una festa che si tramanda di padre in figlio, di generazione in generazione, che riesce ancora oggi a raccogliere emozioni, le suggestioni di una fede sempre presente, di una cristianità che vede il paese, la comunità di Biti sempre ai vertici. Noi vogliamo anche ringraziare un nostro carissimo amico che abbiamo rincontrato con molto piacere, che è anche il vostro parroco, Don Totò Nicossu, persona speciale, persona che riesce a coinvolgere anche tanti giovani. Gianni Ore è pronto, Arroiu, Biddo Branesu, gruppo folco Biddo Brana di Villa Urbana.
Memoria che cammina con tanta salute del gruppo folk di Dobrana di Villa Urbana, e grazie ad un immenso Gianniore e la sua magica fisarmonica. Dedizione, quindi orgoglio al servizio della tradizione, delle tipicità di Villa Urbana. Beh, risaliamo un po' la Sardegna e andiamo nel Sassarese, andiamo esattamente ad Osilo, paese che diede i natali al grande cantatore a chitarra che era Giuseppe Chelo, ma è anche il paese del castello dei Malaspina, costruito nel XII secolo, e anche una forte cultura nuragica, quella che attraversa la storia degli osilesi. Nel suo territorio sono presenti ben 80 nuraghi. Poi la storia più recente, quella che ci riporta ad una cultura sempre presente, sempre accesa, quella luce mai spenta da 19 anni, attraverso la testimonianza e l'interpretazione dei balli tipici di Osilo che vengono portati nelle piazze di Sardegna, ma non solo, dal gruppo Folco che adesso andremo ad ospitare. È una storia molto bella, una testimonianza molto profonda che continua ancora oggi, e noi ci auguriamo che vada avanti per tanti e tanti anni. Tanto i balli che verranno ritmati dall'organetto diatonico di un vero maestro di questo strumento che arriva da Ergoli, che è Lorenzo Chessa, ma a far festa a Bitti stasera anche l'anima culturale e folclorica del gruppo Folca Manudenta di Osilo. Fortissima anche l'idea di comunità nel nome che il gruppo Folco porta in dote, e a noi fa piacere poter osservare quanti sono le coppie dei giovani che continuano in questa bella tradizione che vuole Osilo come una delle capitali deputate al folklore, al bel folklore, anche attraverso questi meravigliosi abiti che vengono indossati dalle donne, e poi nell'essenzialità anche dell'abito maschile. Due sono i balli che ci propongono stasera qua su Miracolo a Bitti, e sono Saggesa, Sadanza a Manudenta Osilo.
Con saggezza si ripete, anzi si rinnova quell'atto di fede degli usilesi che stasera sono rappresentati in forze dal gruppo folk a Manodenta, un ballo tipico che accompagna dalla notte dei tempi la storia degli usilesi e quindi del suo ballo, come il secondo, Sadanza.
Colori e ritmi che restituiscono dolcezza e bellezza agli abiti, ai suoni, ai balli di Osilo, grazie all'interpretazione del gruppo folk Manudenta, e ringraziamo un immenso e grande Lorenzo Chessa. Vai. Grazie Lorenzo.